Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi l'editorialista del Tempo, Roberto Arditti, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, Roberto? Eccomi, buongiorno. Bentornato su Radio Libertà. Eccomi qua. Allora, Sì. senti, io comincerei con una domanda, diciamo, fintamente ingenua, mi rendo conto, Mhm. però è un po' la sensazione che mi porto dietro nel dibattito di questi giorni, no? Io davo per scontato che almeno su una cosa, cioè sul fatto che il potenziale crollo dell'orrendo regime degli ayatollah iraniani sia una buona notizia per tutti i sinceri democratici, io quantomeno quello provavo a darlo per scontato, invece sto apprendendo che così non è, o sbaglio? No, non sbagli affatto e lo dimostra il fatto, molto semplice in realtà, che in moltissima parte delle analisi europee in particolare, anzi quasi esclusivamente europee, si sta dipingendo una situazione drammatica, tale da coinvolgere il mondo intero, che non è minimamente quello che sta accadendo. Certo, i fatti dell'ultima settimana non sono fatti di ordinaria amministrazione, siamo comunque di fronte Certo. a un intervento militare importante in un paese importante, grande, che peraltro veniva dipinto per anni, è stato dipinto come una formidabile potenza militare, missilistica e quant'altro. Ci stiamo rendendo conto sul piano militare, anche se per la verità alcuni questa sensazione ce l'avevano già dopo il confronto missilistico e di aviazione di qualche mese fa con gli israeliani. Ci stiamo rendendo conto in realtà che l'Iran degli Ayatollah non solo era un regime orrendo e indifendibile da ogni punto di vista, ma non era neanche capace di essere tutta questa grande potenza militare, perché quello che noi vediamo è in realtà una debacle strategico-militare dell'Iran degli Ayatollah clamorosa, di cui naturalmente nessuno parla perché tutti, buona parte dell'intelligenza europea in particolare, tifa per il fallimento dell'operazione israeliana e americana e pur di tifare per il fallimento degli israeliani e degli americani, qualunque cosa va bene, compreso sperare che gli iraniani si rivelino militarmente in grado non solo di resistere ma di ribaltare l'esito. Mi sembra di poter dire, alla luce di un annuncio molto interessante di questa mattina fatto dal management di Etihad. Etihad insieme a Qatar Airways e Emirates è una delle tre più grandi compagnie aeree che operano dal Golfo. Oggi Etihad, stamattina per la precisione, ha annunciato che nel corso della giornata di oggi alcuni collegamenti intercontinentali riprendono ed è un avvio di ritorno alla normalità persino delle compagnie aeree. Quindi diciamo tutta l'ansia europea è più collegata a sperare nel fallimento di americani e israeliani che non a una reale situazione così clamorosa. Certo, non è che siamo di fronte a ordinaria amministrazione, ma il punto è quello che tu sollevavi all'inizio. Certo. Senti, un classico di questa, retorica così appunto un po' isterica e scomposta a mio giudizio è la domanda, no, continuamente reiterata, ho sentito che lo diceva anche la segretaria del PD ieri sera a Piazza Pulita: "Ma Trump non ha un disegno strategico, non c'è un disegno dietro questa azione". Ora, secondo me, ce l'ha, Trump un disegno e anche un'idea in proposito, ma volevo sapere la tua però. Esiste un disegno e qual è nel caso il disegno di Donald Trump rispetto a questa azione e anche proiettato su quell'area del mondo? Dunque, la mia sensazione è che la componente più lucida di questo disegno ce l'hanno in Medio Oriente i protagonisti di questa partita, e cioè le nazioni islamiche, Arabia Saudita in testa, e Israele, che in una
per alcuni versi inedita, modernissima e, bisogna essere onesti, efficacissima alleanza, hanno realizzato lucidamente che la primavera del 2026 è la finestra temporale ideale per, dopo Hezbollah in Libano, Siria, gli Houthi e i Hamas, è la finestra ideale per dare una svolta, poi vedremo in quali termini, al più grande problema degli equilibri mediorientali, che è il regime degli Ayatollah. Perché la finestra della primavera 26? Perché tutto questo ha bisogno, assolutamente bisogno, del supporto militare, di intelligence e di tecnologia da parte americana, e la finestra americana giusta è proprio quella di questo 2026, prima delle elezioni di metà mandato americane, e quindi tutti gli elementi si sono messi in fila, e questo ha nell'amministrazione americana e nel presidente un partner fondamentale, perché anche gli accadimenti di quest'ultima settimana dimostrano che in questa fase storica nessuno dei grandi cambiamenti che intervengono a livello mondiale può verificarsi se non è determinato dall'amministrazione americana. Cioè Washington sta dimostrando al mondo che, nonostante l'opposizione russa e cinese, nel caso specifico dell'Iran, è Washington che, se alza la paletta verde, le cose vanno in una direzione, e se alza quella rossa vanno in un'altra. E questa centralità americana, diciamo così, si accompagna al disegno strategico, che però secondo me è più medio-orientale che americano. Sì, chiaro, sei stato. E tra l'altro un'altra cosa che mi sembra tu hai sostenuto in questi giorni, da un certo punto di vista la reazione disperata, che sarà stata anche studiata già da Khamenei per tempo, ma che sembra disperata, dell'Iran, cioè di sparacchiare missili e droni sui vicini, sui paesi del Golfo, paradossalmente avvalora questo schema, nel senso che mi sembra cementi ulteriormente di fatto gli accordi di Abramo, che mi sembrano già estesi di fatto ai sauditi e a tutte quelle monarchie sunnite. Quindi la reazione iraniana paradossalmente gioca a favore di questo schema. Cosa ne pensi? Sì, gioca decisamente a favore di questo schema, e soprattutto quello che nell'ultima settimana sta accadendo è che il fronte avverso ai nuovi equilibri degli accordi di Abramo, dove i due equilibri degli accordi di Abramo fondamentalmente vogliono dire che il mondo che ruota intorno alla Casa Reale Saudita decide strategicamente di trovare una forma di convivenza con Israele. Noi non vedremo mai sauditi e israeliani, diciamo così, in grandi manifestazioni pubbliche di fratellanza, perché ognuno ha il suo stile, il suo pubblico, però c'è una evidente consonanza di attività, di intelligence e non solo. Quello che noi stiamo vedendo nell'ultima settimana è che tutto ciò che si oppone a questo, quando arriva il suono delle sirene di allarme e dell'attività militare, tutto si sgretola. Cioè nel momento dell'attacco all'Iran, gli Ayatollah sono rimasti da soli, e questo è il punto centrale di questa storia. Il gigantesco e tanto vantato supporto russo-cinese non ha salvato nel primo giorno di attività bellica la guida suprema, non ha salvato nel primo giorno di attività bellica il ministro della difesa iraniano, che è stato sostituito, e 24 ore dopo è stato eliminato anche il nuovo ministro della difesa. Sono messaggi non per i popoli, ma per le elite in giro per il mondo, devastanti. Poi il presidente della Corea del Nord può fare tutti i comunicati stampa che vuole, minacciando l'Europa, missili, sono tutte chiacchiere. Se uno guarda la storia militare dell'ultima settimana,
in termini tennistici siamo non lontani da 6-0, 6-0. Sei stato molto chiaro. Tra l'altro una ricaduta, diciamo, palese nel dibattito nostrano, l'hai scritto sul Tempo nei giorni scorsi, tu sostanzialmente hai detto: "Ecco, perlomeno non dico, chiedete scusa, ma sospendete la gigantesca fola che è diventato un luogo comune del dibattito, per cui Trump è un alleato, amico, addirittura succube del Cremlino", no, nel senso che se uno mette in fila Maduro, ancora prima quello che è successo in Siria, quello che sta succedendo in Iran, sembra, come dire, che Trump stia sempre di più riducendo il margine d'azione di sponda di Putin, no? Nella sostanza, no? Dopo aver riconosciuto a Putin nell'incontro in Alaska lo status di interlocutore sulla scena internazionale e quindi averlo portato fuori, diciamo così, da quella condizione di personaggio infrequentabile nel quale un po' di cancellerie europee avevano provato a collocarlo, ma che non ha molto senso nelle reali dinamiche internazionali di potere a livello globale, perché la Russia, basta che uno guarda la cartina geografica, è un po' difficile, non è Andorra, no? No, direi di no. Certo. Ecco. Ma dopo questo atto di riconoscimento, noi vediamo che l'azione americana nella sua concretezza, aggiungo all'elenco che tu hai giustamente fatto la situazione a Cuba, certo, che è da 60 anni il pilastro della presenza sovietica prima e russa dopo nel continente americano. Quello che è accaduto in vari passaggi è che di fatto le scelte americane finiscono per confinare la pur rilevante forza politico-economica di risorse petrolifere e altro russa in una dimensione di potenza di media grandezza. Cioè Trump ha riconosciuto in Putin un interlocutore, lo ha portato all'incontro in Alaska, vede che non si risolve la questione ucraina nella posizione americana per colpa di Putin al 50% e per colpa di Zelensky al 50%, tesi che fa arrabbiare, infuriare gran parte degli europei, ma che ha un suo fondamento. Io penso che i russi hanno torto nella vicenda dell'invasione dell'Ucraina, ma penso anche che Zelensky tutto sommato desideri la situazione attuale, diciamo, perché in una Ucraina pacificata si creeranno nuovi equilibri, probabilmente senza di lui. certo. Ma al netto di tutto questo, quello che noi vediamo fatto da Washington è un oggettivo ridimensionamento del ruolo russo sulla scena internazionale, perché tutte le azioni americane dell'ultimo anno sono avvenute colpendo alleati, non solo nazioni, ma anche persone, penso all'ex presidente venezuelano Maduro, che erano, o quello siriano Assad, che tant'è vero che Assad si è rifugiato a Mosca, che erano i protettorati russi in giro per il mondo. Ora, mettiamoci nei panni di un nuovo ipotetico governante o aspirante tale di un paese africano. Tu, secondo te, si affiderà ai russi per le sue prossime partite? Ti viene un dubbio, no? Perché uno dice, certo. un attimo, se ogni volta che mi affido uno diventa amico dei russi, fa la fine di Maduro, di Assad o di Khamenei, forse è meglio parlare con qualcun altro, o no? Beh, direi che sì, uno sforzo di logica elementare. Tra l'altro l'ha detto forse nel suo stile, che spesso, come dire, devia dalla ritualità del diplomatichese, però l'ha detto il capo del Pentagono Hegseth, che l'altro giorno, a domanda precisa in conferenza stampa, ha detto: Cina e Russia sono fattori inessenziali. E in effetti sembra che anche la protezione di Xi Jinping, oltre a quella di Putin, quando si dispiega la forza militare americana, insomma, si riduca a retorica, ecco. Dunque, sì, con un elemento in più, secondo me, che è molto interessante.
La Cina è la più grande potenza commerciale del pianeta, e lo sappiamo, però questa potenza, quando la partita si sposta sul piano militare dell'intelligence, si dimostra ancora non pronta a giocare le partite che contano. Proviamo a tradurlo nei fatti dell'ultima settimana. Se i cinesi e anche i russi, per la verità, diciamo, alla ricerca di un ruolo in quanto è successo nell'ultima settimana, avrebbero dovuto fornire un'assistenza militare all'Iran in grado nei primi giorni di fare cose di un tale livello di risposta militare da indurre americani e israeliani a darsi una calmata. Semplifico. Certo. È successo esattamente il contrario. Ora, uno può dire è andato esattamente al contrario perché non sono in grado militarmente, ed è possibile in parte che dipenda da quello, ma soprattutto non è andata così perché la Cina, che dal punto di vista tecnologico e probabilmente anche dell'apparato militare disponibile avrebbe le capacità di rendere molto più difficile la partita militare di americani e israeliani in questa fase, e anche di tutti quelli che ci stanno aiutando, Giordania, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Bahrain e così via, ma non è ancora pronta, diciamo, non ha ancora i meccanismi decisionali e politici per giocarla davvero questa partita. Perché giocare davvero questa partita vuol dire fornire personale, mezzi, aerei, vuol dire giocare, vuol dire provare a dire gli americani e Israele fanno qualcosa sul piano militare e io mi metto di traverso. Questo un conto è dirlo, come fa il presidente coreano, e un conto è farlo. Sì. Evidentemente a Pechino si ritiene che possono alzare la voce finché, per evitare che una cosa tipo quella fatta da Israele e dagli americani adesso avvenga, ma quando Washington schiaccia il pulsante, Pechino fa un passo indietro. Sì. Al momento... Magari sperando nel fallimento, ma non riesce a decidere di mettersi di traverso. Certo, sì, al momento questa è la situazione. Facciamo una pausa solo di 30 secondi, torniamo subito con Roberto Arditi. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Buongiorno, eccoci rientrati con l'editorialista del Tempo Roberto Arditi, con cui stiamo affrontando lo scenario medio orientale e non solo. Volevo farti una domanda un po', come dire, di prospettiva storica, cioè dato tutto quello che ci hai raccontato fin qui, l'arretramento oggettivo russo sullo scacchiere globale, l'impossibilità al momento cinese di far seguire le azioni alle parole con, come dire, analoga cogenza rispetto agli Stati Uniti d'America, la domanda che volevo farti è: conta ancora la talassocrazia, diciamo di tradizione anglosassone, cioè conta ancora il fatto di dominare i mari, avere 2 portaerei sul luogo delle operazioni, ricordiamo la Lincoln da cui partono gli aerei e la Ford che più che altro è schierata davanti a Israele, no? Fare da mega scudo, e il dominio dell'aria che si sta, come dire, manifestando in queste ore in modo palese. È ancora l'era della talassocrazia? Beh, diciamo che la capacità di operare militarmente dal mare mantiene una enorme centralità, perché siccome dal mare si raggiungono praticamente tutti gli angoli del pianeta,
questo rende, se disponi dei mezzi, e le portaerei sono centrali da questo punto di vista, ma anche i sottomarini lo sono allo stesso. Diciamo che tu dal mare puoi fare nelle guerre moderne quasi qualunque cosa, ovviamente combinando tutto questo con le attività satellitari e dell'aeronautica. Quindi sì, diciamo di sì, in una combinazione mare-aria. In fondo, in un'analisi comparativa di carattere militare, vediamo che quello che funziona con difficoltà è nei suoi obiettivi politici parlo, è un approccio tutto sommato tradizionale, come quello adottato dai russi nell'invadere via terra l'Ucraina, che infatti non ha funzionato. Certo. Anzi, se vogliamo dirla tutta, che militarmente è stato un disastro per i russi. È a tutt'oggi un disastro, un fallimento epocale. Sono passati 4 anni, il fronte è esattamente lo stesso, non più o meno, esattamente lo stesso dell'autunno del 2023. Assolutamente. Sì, qui Allora, no? Ecco. No. Quindi sì. E tra l'altro qui torno un po' a quello che dicevi, no, questa sorta di desiderio masochistico di quella parte d'Occidente che è l'Europa rispetto ai fallimenti dell'America, nel senso che io penso che se gli Stati Uniti fossero da 4 anni impantanati, come dici tu, sulla stessa linea del fronte rispetto a una loro iniziativa militare, si parlerebbe di fine del secolo americano, no? Sostanzialmente. Certo. No, ma certo che è così, è evidente che, e noi lo vediamo anche dagli allarmi clamorosi. La mia opinione, per esempio, su quanto accade, è che in un tempo non oltre 1 o 2 mesi gli effetti in Europa, poi c'è la questione bolletta energetica, che Certo. però vive di vita propria da molti punti di vista. Ma io ho la sensazione che sul piano militare nel giro di 1 mese o 2 non avremo più molto di cui discutere. Questa della tempistica, a tuo giudizio, diciamo. Secondo me sì, perché lo vediamo già, no? Mi pare stamattina, non mi pare, stamattina il Ministero della Difesa dell'Arabia Saudita e quello del Bahrain, in 2 diverse comunicazioni pubbliche, hanno reso noto di aver intercettato e abbattuto 3 missili iraniani. 3. Di cosa stiamo parlando? Militarmente. Cioè, militarmente messa così è già finita la partita, no? Direi di sì. Senti, non per cambiare tono della nostra chiacchierata che ha affrontato gli aspetti seri, profondi, anche di tendenza storica di quello che sta accadendo, ma poi c'è un grande assente che corrisponde a volte a un lato anche involontariamente, tragicamente comico, che è l'Europa. Tu lo hai anche detto in questi giorni, le tempistiche di reazione, il contenuto dei commenti dell'elite europea, da von der Leyen all'alto rappresentante, agli esponenti principali, come dire, no, dell'establishment europeo, cioè si oscilla tra l'irrilevanza e l'involontaria comicità. Come se ne esce da questa irrilevanza che sembra proprio, come dire, ontologica dell'Europa? Insomma, diciamo, la situazione è quella che tu hai descritto. Soprattutto nelle autorità sovranazionali che riescono a mettere insieme più o meno un comunicato stampa nel quale non devono dare né ragione a nessuno né torto a nessuno e quindi nel non voler prendere posizione da nessuna parte, salvo dire che la pace è meglio della guerra. Ho capito? Bene, sì, sono d'accordo anch'io con la pace. E poi, una volta che abbiamo detto che la pace è meglio della guerra, quindi diciamo, tutto questo ci permette, secondo me, di dire che
di ribadire un concetto che sembrava tramontato ma che invece rimane fondamentale, cioè l'Europa è fatta di nazioni. Quindi io sono più interessato a quello che dicono i capi dei governi che non Bruxelles. I capi dei governi giocano varie partite, alcuni secondo me si comportano in modo molto coerente col momento storico in cui ci troviamo. Uno di cui in Italia nessuno si occupa, ma che io trovo molto interessante, è il primo ministro greco, Sì. che è una persona seria. La Grecia si è allineata a una linea di amicizia sul fronte americano e israeliano di grande coerenza, esercita anche verso Cipro una forma di questo genere, naturalmente facendo i conti con un dirimpettaio difficile da gestire come la Turchia, che però al tempo stesso è un paese alleato nella NATO, quindi la partita è delicata da tanti punti di vista. Quindi insomma le cancellerie fanno il loro, alcuni si giocano la loro partita politica, come ha fatto con grande efficacia oratoria anche il primo ministro spagnolo Sánchez, no? Che in fondo si è messo alla testa del fronte della sinistra europea che osteggia Trump. Ora politicamente capisco tutto questo, gioca la sua partita politica. Come dire, vediamo dall'altra parte, vediamo però, tutto sommato, che in giro per l'Europa il tema anche l'Italia è su questo, con un po' di fatica, il tema di capire che le partite di relazioni internazionali non sono separabili dalla forza economica e da quella militare, comunque, mese dopo mese, crisi dopo crisi, Siria, Libano, Libia, adesso Iran, Gaza, Venezuela e così via, comincia a farsi strada anche nella classe dirigente europea. Tanto è vero che, per esempio, noi cominciamo a vedere i capi dei governi europei che si avvicinano ai temi militari con molta più familiarità di quanto non fosse tradizione nella politica europea, no? I capi dei governi europei per anni e anni hanno vissuto separati dal mondo militare, quasi considerandolo una di cui non rilevante. E invece adesso, anche il più feroce avversario politico di Trump in Europa, che è il presidente francese Macron, se tu guardi le sue uscite pubbliche degli ultimi mesi, compresa l'ultima di questa settimana, è tutto un parlare in basi militari, fare video, fotografie, discorsi con i caccia alle spalle, le navi, prendere la nave, proporre mandare la nave a Cipro, proporre la portaerei de Gaulle, proporre l'ombrello nucleare. Ora poi lasciamo stare il merito, ma vedi un progressivo avvicinamento a questi temi che non era nella tradizione. Ecco, questo secondo me è un buon segno. Sì, il cambio di postura, chiaro. Volevo farti l'ultima domanda che poi so che ci devi lasciare, ma tu hai scritto oggi invece, il tuo editoriale di oggi, molto interessante, secondo me lo consiglio a tutti sul Tempo, sostanzialmente parte dai casi di cui abbiamo parlato, Trump, Netanyahu, l'operazione americano-israeliana, cita anche altri esempi di destra al governo, Milei in Argentina, la premier giapponese. Dice c'è una tendenza globale, no? Per cui la destra si caratterizza per un'azione politica forte al governo che dovrebbe essere anche, tu dici, di insegnamento e sprone per l'ultimo scorcio di legislatura del centrodestra in Italia. Vuoi spiegarci brevemente in che senso? Nel senso che credo che se l'arte della mediazione è arte di governo, e su questo non si discute in democrazia soprattutto, però i casi che abbiamo appena citato sono casi nei quali una azione politicamente molto determinata, anche scontando proteste di piazza di segno contrario, le hanno vissute tutti quelli di cui abbiamo parlato. Netanyahu, che oggi si è rimesso al centro dell'agenda mondiale dopo la più clamorosa debacle di governo e di sicurezza nazionale che è il 7 di ottobre, perché il 7 di ottobre è colpa di Hamas e dei suoi sostenitori, Iran in primis.
ma il fallimento del sistema difensivo israeliano è clamoroso Certo. sul 7 di ottobre e Netanyahu è il responsabile di quel fallimento, perché lui è il capo del governo quando arriva il 7 di ottobre. Ma dopo il 7 di ottobre la risposta durissima di Israele in tutte le direzioni è lo strumento della rinascita politica di Netanyahu. La rinascita politica di Netanyahu che io sintetizzerei con l'abbraccio che non a caso alla vigilia dell'avvio delle operazioni militari in Iran gli fa sulla pista dell'aeroporto di Tel Aviv il primo ministro della nazione più grande democratica del mondo, che è l'India, in uno storico viaggio in Israele di Modi. Allora, quello che io voglio dire in chiave italiana è che la destra, quando governa, deve comprendere l'arte della mediazione, ma la destra italiana deve fare molta attenzione, perché se la mediazione porta a un'altra mediazione, che poi porta a un'altra mediazione, che conduce a una quarta mediazione su ogni argomento, il risultato finale è che l'elettore di destra dice vabbè, ho capito, quindi e questo questo rischia di essere poi pagato, di costare un prezzo duro al momento del confronto elettorale. Tutti i leader politici di destra che hanno vinto e rivinto le elezioni lo hanno fatto schiacciando l'acceleratore, non alzando il piede dell'acceleratore. Assolutamente, sottoscrivo in pieno ed è sicuramente un memento anche per il governo italiano. Ti ringrazio molto di essere stato con noi, Roberto, e ti auguro un buon lavoro. A presto. A presto. Anche a te. Grazie, saluto a tutti.